Un caloroso buongiorno a tutti dalla prestigiosa Sala Oriana Fallaci del Consiglio regionale del Veneto. Dunque, sono emozionata e grata per la possibilità che ci è stata concessa oggi di avere una bella, nutrita rappresentanza di comuni polesani, polesine di cui ormai tutto il mondo sa che vado fiera non solo per nascita, ma per quello che davvero la mia terra, la nostra terra offre. E poi perché insomma, abbiamo una rappresentanza decisamente importante che non è veneta, lo è, ma rappresenta una nazione decisamente al di fuori della nostra Italia e della nostra Europa. Io adesso vi voglio salutare tutti. Non so se riesco tutti, però ecco, quelli che ho scritto in scaletta li saluto e così assieme salutiamo anche le persone che ci stanno seguendo da casa, perché siamo in diretta sulla pagina ufficiale del Consiglio regionale del Veneto, oltre che sulla mia personale. Un caro saluto quindi a Pierpaolo Barison, sindaco del comune di Villadose, Marzia Dallara, assessore del comune di Villadose, Renzo Soldà, amico e consigliere comunale del comune di Villadose. Un saluto, un abbraccio a Francesca Zeggio, sindaco del comune di Lendinara, a Franco Fioravanti, consigliere comunale di Lendinara, molto attivo e sempre presente, lo devo dire. Poi, come diceva qualcuno di molto importante, se mi sbaglio mi corrigerete, la pronuncia non so se è adeguata, perdonatemi, magari poi la correggerete voi. Il dottor Yang Albin, direttore dell'Istituto Confucio di Padova, professor Pierluca Benini, Istituto Confucio di Padova, professoressa Claudia Lorenzetto, Executive Secretary Confucius Institute at the University of Padova, Maria Luisa Mele, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Lendinara, Nicoletta Marchetto, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Villadose, Maestra Giuliana Menon, vicepreside dell'Istituto Comprensivo di Villadose. Credo di aver saltato qualcuno, ma magari poi chi viene dopo di me mi darà una mano nel sistemare questo gap, perché io ho seguito in maniera molto pedissequa la scaletta, però insomma mi fa piacere salutare tutti quelli che sono presenti e che ringrazio per aver dato alla Regione Veneto questa opportunità e a me di conoscere una realtà che davvero ho imparato ad apprezzare. Allora, io penso che approfondire la conoscenza di una civiltà, direi millenaria, ci arricchisce sotto diversi punti di vista, ci arricchisce sotto diversi aspetti, a maggior ragione se si tratta della Cina. Un tempo l'impero celeste, oggi, diciamolo, una superpotenza mondiale, dal quale abbiamo davvero la possibilità di attingere tantissimo, se fossimo in grado di aprirci come le persone qui presenti oggi hanno potuto fare. Noi possiamo dirlo che la Cina al Veneto si lega, e non è che, insomma, chi si loda si imbroda, ma cerco di essere più oggettiva possibile, perché basti pensare al nome di Marco Polo, tra i personaggi più noti della storia mondiale che è arrivata poi ai giorni nostri. È un ponte culturale che oggi possiamo ricordare a Venezia anche, perché no, per rinsaldare ancora di più i legami esistenti e costruirne di nuovi. Ne abbiamo tanto bisogno. Gli studenti, i dirigenti degli istituti scolastici di Rovigo, salutiamo anche il sindaco Valeria Cittadin che oggi non ha potuto essere con noi per impegni istituzionali concomitanti, Villadose, Ceregnano, Lendinara si sono impegnati davvero in maniera efficace ed efficiente in questi mesi di direzione di una collaborazione reciproca sempre più ristretta e che spero possa essere ancora più proficua nei mesi e negli anni a venire. Il tutto passando per l'Istituto Confucio, che ringrazio di cuore, nato dalla collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università di, perdonatemi ancora, Guangzhou, giusto? Con sede nella Città del Santo. Quindi
Ci saranno sicuramente degli indiscussi benefici ambo le parti, per la Cina e per il Veneto, maggiori opportunità sicuramente di crescita personale, perché mi è bastato passare con voi poche ore per rendermene conto, e sicuramente anche come comunità. Nuove strategie per l'educazione del futuro, dalle quali il Veneto e la nostra provincia credo potrà attingere, ma poi ce lo spiegheranno meglio, e anche maggiori possibilità da un punto di vista professionale. È un rafforzamento della formazione reciproca attraverso l'insegnamento della lingua e della cultura cinese. Le scuole che ho citato prima lavorano in questa direzione, lo ha dimostrato la missione istituzionale in Cina organizzata dall'Istituto dal 22 al 31 marzo 2025, che ha toccato le città di Pechino, Guangzhou e Shanghai. La storia nostra, la storia del Veneto, la storia della nostra amata Serenissima ci insegna che lo sviluppo della nostra terra è passata inevitabilmente da un ponte di scambi interculturali. Per cui grazie per la possibilità che ci state dando oggi di far conoscere al Veneto e ai veneti queste grandi potenzialità. Allora, parto immediatamente con la scaletta e parto dalla dottoressa Nicoletta Marchetto, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Villa Dose, che accolgo con tanto piacere su questo palco. Eccoci, buongiorno a tutti, grazie per l'accoglienza, grazie per questa emozionante conferenza stampa, quindi un grazie di cuore al consigliere dottoressa Laura Cestari per la grande opportunità che ci ha dato di riuscire a darvi dimostrazione di quello che noi abbiamo vissuto. Un momento estremamente importante dove non c'era solo il destino della scuola, ma è veramente un ponte, quindi raccolgo le ultime parole della dottoressa, un ponte tra Cina e Italia, un ponte culturale, un ponte interculturale, un ponte di educazione. Ed è un momento, è stata un'esperienza di crescita veramente importante che ci ha cresciuto, e la cosa che ognuno di noi si è portato a casa è che la Cina è molto più vicina di quello che pensiamo. La cultura cinese, il modo di interloquire con i cinesi è molto simile a quello che è il nostro vissuto. Noi in questo modo abbiamo visto dei modelli di cooperazione interculturale e pensiamo che sarebbe veramente opportuno per l'educazione anche dei nostri ragazzi italiani e soprattutto per i ragazzi veneti, offrire questa opportunità di vivere una cittadinanza globale, di rafforzare non solo quelle che sono le loro competenze linguistiche, ma anche le competenze interculturali, offrire degli sbocchi professionali che possono essere molto più fattibili e realizzabili di quello che magari intuitivamente si possa pensare. Quindi continuiamo a costruirli questi ponti. Che cosa è importante per il futuro della Regione Veneto? Noi vorremmo che i protocolli di intesa che abbiamo già visto essere in atto tra alcune scuole venissero maggiormente potenziati. Abbiamo avuto l'opportunità il primo giorno che eravamo a Pechino di vedere dei ragazzi americani che stavano svolgendo, anzi stavano terminando un camp proprio in una delle università più prestigiose di Pechino. Quindi valutare e anzi portare sempre più in auge quelli che sono progetti di mobilità, di interscambio, investire nella formazione dei docenti, investire nella formazione dei docenti e dei ragazzi non solo per quanto riguarda la lingua, ma anche per quello che riguarda la cultura cinese. Un esempio fra tutti che noi stiamo già cercando di mettere in piedi presso l'Istituto Comprensivo di Villa Dose per i prossimi anni è una collaborazione per quanto riguarda l'insegnamento della matematica. Ecco,
Quindi noi abbiamo voluto proprio farvi vedere una visione del futuro, di darvi proprio la possibilità di un dialogo tra le civiltà e di preparare i giovani a quello che è un mondo sempre più interconnesso, rendere la scuola proprio un attore strategico, sia per le varie sedi e per le varie istituzioni scolastiche, ma anche per tutto il Veneto, perché noi siamo sicuri, e abbiamo la dimostrazione di oggi, che la Regione Veneto è al nostro fianco. Grazie. Ecco, io quando sento certe affermazioni mi riempio d'orgoglio, quindi grazie di cuore. Io ora con molto piacere farei intervenire il primo cittadino di Villa Dose, Pierpaolo Barison. Salve a tutti, Laura, grazie. Sentimenti di ringraziamento penso siano la prima cosa da mettere sul tavolo, quindi io ringrazio tutte le persone che hanno permesso che in questi 2 mesi e mezzo, 3, in cui collaboriamo, in cui ci conosciamo, ha permesso di arrivare a determinati risultati. Io penso che l'azione e il compito di un amministratore, in questo caso di un sindaco, sia quello di essere un facilitatore di relazioni. La più grande ricchezza che un paese ha è quella di creare relazioni. Guardate, io sono stato in Cina, io ringrazio le occasioni, le opportunità che ha permesso che questo si realizzasse, e io trovo una grande difficoltà adesso, quello di manifestare alle altre persone cos'è la Cina. Non riesco, perché è una cosa talmente tanto grande, Laura, che le mie cose note, la mia conoscenza non riesce a dire cos'è la Cina. E allora ho preso la responsabilità di dire, visto che ho la capacità di avere una grande empatia, di avere cose belle di relazioni, metto a disposizione le relazioni, perché le relazioni costruiranno il futuro. Io ringrazio tutti gli istituti, ringrazio la mia dirigente, ringrazio l'Istituto Confugio, il dottor Young, che ringrazio sempre, ringrazio la sindaca di Lendinare e tutti gli amici. Non dobbiamo aver paura del futuro. Relazioni, futuro, e mettiamo insieme le opportunità, otterremo grandi risultati. Mi fermo qua. Io sentimenti di ringraziamento, Laura. Io spero fra un tot di anni di poter vedere che da un piccolo seme messo lì, forse per scherzo, forse per una relazione iniziata diverso tempo fa, possa portare a grandi risultati. Questo è un bene per noi, ma sarà un bene anche per, io posso dirlo, per i nostri figli e per il futuro anche di Villa Dose, del Polesine, di Lendinara, della Regione Veneto e dell'Italia. E tutti potranno goderne. Tutto il mondo potrà goderne. Grazie, grazie, grazie. Grazie a te, Sindaco. Allora, proseguiamo con la nostra scaletta. Chiamo ora su questo prestigioso palco il professor Pierluca Benini dell'Istituto Confucio di Padova. Buongiorno, grazie a tutti. Adesso guardiamo un contributo del direttore Giorgio Picci, professor Giorgio Picci, che è il direttore dell'Istituto Confucio dell'Università di Padova. Buongiorno, io mi devo scusare per non essere qui con voi oggi. Purtroppo avevo un impegno pregresso preso mesi fa che non potevo cancellare. Comunque cercherò di raccontare qualcosa sull'Istituto Confucio e poi alla fine del mio discorsetto ci sarà il professor Benini, che è un esperto di insegnamento di cinese e di Cina e farà degnamente le mie veci. Allora, dobbiamo parlare di Cina. Tutti sanno che la realtà cinese non si può più ignorare, è diventata una cosa che tutti con cui tutti ormai devono fare i conti. Una volta era un'economia di tipo manifatturiero, il made in China, la gente qualche volta faceva
anche delle battute sul Made in China. Adesso è diventato Design in China, la tecnologia cinese sta prendendo il sopravvento addirittura di quella americana. Le macchine elettriche stanno invadendo il mercato occidentale, i prodotti di software, l'elettronica stanno superando quelli occidentali. Quindi il mondo occidentale si deve confrontare con questa realtà assolutamente. Allora, io parlo degli istituti Confucio un attimo. Gli istituti Confucio sono stati creati nel 2005, tempi in cui ancora la Cina era in fase di sviluppo, e lo scopo degli istituti Confucio era soprattutto quello di propagare la cultura cinese attraverso l'insegnamento della lingua. Adesso lo scopo e la missione degli istituti Confucio si è allargato. Gli istituti Confucio sono basati sulla collaborazione tra due università, un'università italiana e un'università cinese. In Italia ce n'è 12, nel mondo a suo tempo ce n'erano 500, adesso per questioni geopolitiche forse sono diminuiti un po', ma l'importante è che questa struttura accademica dà un peso e una rilevanza a questi istituti che cose simili come Goethe Institute, l'Oxford Institute non hanno di per sé, perché sono strutture privatistiche. Allora, noi siamo associati con l'Università di Guangzhou, Canton, in cinese corrotto dagli occidentali. Canton è la terza città per dimensioni della Cina, ha una trentina di milioni di abitanti, forse qualcuno di più. Ecco, allora, qual è lo scopo, la missione dell'Istituto Confucio all'Università di Padova? Prima di tutto, ovviamente, è l'insegnamento della lingua, l'insegnamento soprattutto della lingua mandarina cinese in una regione che sarebbe di prevalenza del Veneto, ma noi ci siamo espansi, abbiamo sedi teaching points in Friuli, in Emilia, in Romagna, ci stiamo veramente dando da fare in questo senso. Allora, oltre all'insegnamento della lingua e alla cultura cinese, abbiamo delle iniziative culturali per far vedere l'antica storia cinese, gli usi e i costumi della Cina. Abbiamo fatto delle mostre qui in Palazzo della Ragione a Padova, stupende, con l'aiuto di un sinologo famoso, Adriano Madaro, che purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso. Bene, oltre alla cultura, alla rivisitazione, alla scoperta di questa cultura millenaria della Cina, abbiamo adesso in più la missione di fare da ponte tra la scienza, la tecnologia, realtà universitarie e scientifiche tra la Cina e l'Italia. Abbiamo rapporti scientifici con varie università cinesi, l'Università di Guangzhou ovviamente, ma anche Sun Yat-sen, l'Università di Wuhan, molte altre università. Abbiamo programmi di scambio tra ricercatori e studenti che sono in atto da diversi anni. Abbiamo dei programmi che si chiamano Summer Camp, attraverso i quali studenti nostri passano delle settimane, 2 o 3 settimane in Cina, loro pagano il viaggio e poi l'ospite cinese, che è l'Università di Guangzhou, normalmente tiene conto di tutte le spese locali di questi visitatori. Ci sono iniziative che riguardano visite di professori, di scienziati cinesi, di intellettuali cinesi che noi stiamo alimentando. Abbiamo appena avuto, per esempio, visite di esperti di medicina antica cinese, di medicina classica cinese. Ecco, una cosa che volevo alla fine di questo discorsetto mettere in evidenza
evidenza è il rapporto speciale che abbiamo con la provincia di Rovigo. Allora, la prima attività, che è stata una cosa che ha avuto risonanza addirittura italiana, cioè nazionale, è stata la prima classe Confucio, la prima classe di lingua cinese all'Indinara. È stata un'iniziativa che ha avuto una grande risonanza. Abbiamo successivamente aperto una classe Confucio alla De Amicis di Rovigo e adesso abbiamo rapporti con varie realtà, sempre nella provincia di Rovigo, a Porto Viro, a Adria, e le persone che sono state in visita in Cina di questa realtà hanno ben chiaro il tipo di supporto e il tipo di collaborazione che abbiamo in mente. Io adesso devo chiudere questo discorsetto e lascio al professor Benini il compito di approfondire questo aspetto. Grazie. Sì, credo che il professor Picci abbia già detto tutto molto chiaramente. Io posso solamente aggiungere che questo obiettivo di aumentare gli scambi fra la nostra terra e la Cina deve essere assolutamente sostenuto nella maniera massima possibile. Per cui, oltre all'attività didattica, no, di questi corsi di lingua e cultura cinese che teniamo, vogliamo anche intensificare lo scambio fra studenti, quindi studenti delle superiori della nostra terra possono andare in Cina per training o dei tirocini o accogliere noi degli studenti dalla Cina. Tenendo conto del nostro altissimo livello culturale, tecnologico, ma anche quello cinese, anche in questo settore dovremo intensificare. Il professor Picci ha menzionato queste attività che si svolgono prevalentemente a Padova, ma potremo assolutamente portarle anche a Rovigo. Mi viene in mente che si era parlato qualche anno fa di fare uno studio comune, ad esempio sulla questione della regimentazione delle acque, no? Il Polesine è terra d'acqua, ma del resto anche Cantone è terra d'acque, e l'Università di Cantone è all'avanguardia in questa tecnologia. Sarebbe molto bello approfondire queste cose. Abbiamo già tenuto delle conferenze a Rovigo presso il prestigioso ente dell'Accademia dei Concordi. Ecco, potremo intensificare ancora queste cose per creare un humus ancora più fertile, ma non solo a livello tecnologico. Adesso il 26 di giugno si aprirà presso la Galleria Cavour a Padova una mostra d'arte che si chiama appunto Ponte d'Arte, in cui vengono esposte circa un centinaio di opere pittoriche e calligrafiche realizzate da artisti italiani e cinesi. Potremmo pensare una cosa a spettro più ampio, quindi fare nel Polesine, ma non solo nel Polesine, coinvolgere un pochettino tutta la regione Veneto. Insomma, questo scambio come Istituto Confucio non lo pensiamo solamente rivolto ai ragazzi, ai bambini, ma anche agli adulti. Ci siamo già attivati, abbiamo già organizzato anche dei viaggi per adulti, per persone che sono già un po' avanti con l'età, e queste persone le accompagniamo, sempre seguite, accompagnate da studiosi, presso le città d'arte, ma anche a conoscere le realtà innovative, economiche e tecnologiche cinesi. Ecco, cerchiamo di offrire un ampio raggio di offerta appunto per tutta la cittadinanza, la popolazione della nostra regione. Grazie a tutti. Grazie a voi. Io ascoltavo, ma ero anche rapita dalle immagini e sono orgogliosa di vedere i miei in una realtà tanto incredibile. Cioè, per me è un orgoglio, mi ripeto, ma davvero lo sento. Grazie. Dunque, procediamo con la nostra scaletta. Chiamerei la dottoressa Maria Luisa Miele, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Lendinara. Buongiorno a tutti,
Io sono qui per portare una testimonianza, sono proprio orgogliosa di essere dirigente di questo istituto, che è la testimonianza di quanto sia bello osare e di quanto sia bello conoscere nuove culture. Posso proprio dire che l'Endinara ha osato e ha vinto. Ha vinto perché già nel 2010 è stata la prima, ha suscitato un grande scorpore, io non c'ero ma mi sono documentata, insomma ha fatto un po' di storia dentro l'Endinara il fatto che abbiano deciso di iniziare con i bambini della primaria a insegnare la lingua cinese. E hanno continuato. E io voglio dire solo una cosa, mi ero preparato un discorso ma lo lascio perdere perché proprio stamattina, prima di venire, mi è arrivata la testimonianza di un ex alunno, Tommaso, che adesso studia ingegneria a Padova, e l'ho ascoltata, 3 minuti di video brevi, ma che mi hanno veramente aperto il cuore. Ve lo sintetizzo. Lui dice perché è stato bello studiare e continuare a studiare cinese. È stato bello perché ha preso una nuova cultura, perché è andato in Cina, perché si è fatto nuovi amici e perché è bello insegnarlo così come si fa all'Endinara e penso in tutti gli altri istituti. Per esempio mi ha fatto capire da dove arrivano tutti questi che io chiamo in modo indegno i segni cinesi, no? Tutte quelle robe lì. Mi ha fatto il disegnino della montagna, quindi come dalla montagna si è arrivati alla parola montagna disegnata. E poi la cosa che mi ha fatto più ridere veramente, sono qua che ci penso e rido ancora, e con questa chiudo perché so che bisogna essere molto brevi, questi 2 piccoli ma. Allora, ma che se tu lo dici grave, acuto, a seconda di come lo dici, vuol dire mamma o vuol dire cavallo. E quindi no, insegnare ai bambini piccoli anche col gioco che cosa può succedere, insegnando al tempo stesso la calma, la pazienza, la disciplina, la competizione. E quindi io chiudo dicendo che d'ora in poi sarò attenta nella mia scuola a dire ma, perché potrei dire ciao al cavallo se sbaglio, oppure chiedere la biada per la mamma, e direi che non è il caso. Basta. Grazie infinite. Dunque, posso dirlo, ero stata invitata pure io alla prossima missione, però non sapendo quale sarà l'esito, sono umile, delle prossime elezioni regionali ho tirato indietro, perché io con che ruolo vengo, però se volete come amica, indipendentemente dal risultato, io vengo volentieri. Lo dichiaro pubblicamente, così nessuno può dire nulla. Dunque, io adesso chiamo con tanto piacere su questo palco il sindaco di Lendinara, Francesca Zeggio. Grazie Laura e grazie a tutti. Io chiaramente non mi ripeto su quello che già è stato detto, però per me è stata un'esperienza straordinaria che sta producendo ancora effetti, perché siamo passati dalla Cina per arrivare in Consiglio regionale, e questo grazie a te, perché vuol dire essere attenti assolutamente a quello che stiamo facendo noi amministratori, e quindi si sono creati rapporti, anzi si sono stretti rapporti più intensi con le amministrazioni, chiaramente, ecco, con Pierpaolo, ma anche con Marzia e anche con altri sindaci e comunque amministratori che sono venuti in questo viaggio, perché ci hanno fatto capire che solo la conoscenza della cultura fa unire di più, fa integrare veramente le persone, e devo dire che lo è stato di fatto con questi giorni vissuti insieme, che ci hanno dato la possibilità veramente di capire che l'integrazione si fa solo ed esclusivamente attraverso la vera e sana conoscenza delle persone che abbiamo di fronte. Chiaramente nel 2010 c'ero, io da sempre conosco l'Istituto Confucio e anche Pierluca Benini, persona straordinaria, che è stato mediatore e paziente nei confronti di questa proposta culturale che è stata fatta, partendo dai più piccoli. E devo dire che adesso siamo arrivati già al passaggio successivo, che i nativi cinesi di seconda e terza generazione partecipano più volentieri ai corsi o si avvicinano, perché hanno bisogno anche loro di non perdere la loro identità, cosa che per lavoro magari tante famiglie hanno fatto, per cui capisco che c'è anche un'esigenza che viene proprio dal tessuto familiare cinese che si è insediato all'Endinara, ma anche in tutto il Polesine. Quindi Laura, veramente io ringrazio, perché questo è il vero valore aggiunto che ha
e che deve fare un sindaco, come ha detto Pierpaolo, per la propria comunità, ma anche un consigliere regionale che è vicino alle proprie amministrazioni. Questi sono i passi in avanti. Poi chiaramente abbiamo delle dirigenti scolastiche che veramente hanno saputo mettere in rete la loro professionalità a stretto contatto con le amministrazioni. Non è da tutti, non viene sempre spontaneo, però la cultura della persona passa attraverso anche il rapporto tra le persone, quindi è stato straordinario e la Cina è molto più avanti di quello che sembrava, di quello che pensavamo noi. Avendo avuto anche l'esperienza, e sempre grazie al bando della identità veneta della Regione Veneto, ho conosciuto New York, ho conosciuto l'America, ma posso dire che mi è rimasta molto di più nel cuore l'integrazione e l'ospitalità che ci ha offerto la Cina, perché credono nella collaborazione. È il vero investire sulla cultura attraverso le persone. Quindi grazie di questa opportunità all'Istituto Confucio, grazie ai nostri dirigenti scolastici, a te Laura. Quello che sarà del tuo ruolo io mi auguro che possa continuare assolutamente, sia come donna ma anche veramente per l'impegno che hai costantemente a fianco di noi amministratori. Non per piaceria, perché le cose bisogna dirle. Quando si crede, si fa la vera cultura, la si fa attraverso queste azioni, attraverso le persone. Bene, così, col consigliere regionale emozionato. Grazie per le tue parole. Chiudiamo questa conferenza stampa che spero possa essere un piccolo sassolino, uno sprone per iniziative future, una considerazione ancora maggiore per questa opportunità all'interno della nostra regione e perché no, che travalichi anche i confini della nostra regione e vada altrove nel resto della nostra Italia. Credo che noi oggi siamo riusciti nell'intento di fare comunità attraverso le amministrazioni, le istituzioni, attraverso la scuola e attraverso, perché no, magari anche associazioni che in questo momento da casa ci stanno seguendo. Noi dobbiamo essere orgogliosi del nostro Veneto, sì, ma permettetelo, di un Polesine che lavora, molto spesso silente, a testa bassa, ma che raggiunge sempre grandi risultati ed è giusto che tutti lo sappiano. Oggi abbiamo dato un piccolo contributo verso questo obiettivo. Grazie ancora. Non è finita perché abbiamo un piccolo pensiero, piccolissimo, un piccolo segno della nostra gratitudine per quello che avete fatto oggi e che state costruendo attraverso questa esperienza e le altre che verranno. Per cui mi stacco dal microfono e provo, insomma, adesso vediamo chi vuole rappresentare questa esperienza e a chi posso... Ecco, allora veniamo tutti sul palco così ci organizziamo, facciamo una cosa corale. Ancora grazie.